Buongiorno a tutti e benvenuti in questa intervista. Siamo qua con Ivan Duca, Proloco Pozzuolo, mitica Proloco. Ok, Grazie dell'invito. Prego, vuoi spiegarci un po' che cosa fa la tua associazione? Beh sì, guarda, ho preparato 55 pagine, quindi è una cosa molto Ok, veloce. perfetto. Partirò dall'inizio. Allora, do una lettura, poi qualche spunto mio, però lo spunto iniziale, permettimi Cristina, lo Certo, do. certo. Allora, l'associazione Proloco Pozzuolo è stata costituita nel 1986. Allora, si occupa di promozione sociale, animazione della comunità, in particolare per le giovani generazioni e le famiglie, mantenendo un collegamento con la rete Proloco anche ai fini della promozione turistica nel territorio. Da oltre 20 anni organizziamo in accordo e collaborazione con l'amministrazione comunale centro estivo, dove voi siete parte importante, Certo, lo conosciamo bene. mi ricordo, anzi è bellissimo, e quindi rivolto ai minori del proprio territorio. Inoltre facciamo parte del patto territoriale insieme alla direzione didattica locale e l'amministrazione comunale per il progetto scuola integrata con il territorio, che anche questo è fiore all'occhiello nostro, però conosciuto ormai in tutta Italia e anche cercato di copiare o copiato da altre scuole, da altre province dell'Italia intera. Ecco, questo diciamo in sintesi. Ok, perfetto. E quindi durante l'anno che cosa fate? Fate degli eventi, giusto? Allora, durante Tanti l'anno, eventi. qui è la famosa 15 pagine che ti dicevo prima. Esatto, esatto. Allora, guarda, numerose sono le manifestazioni effettuate dalla o in collaborazione tra Proloco e Pozzuolo e le oltre 30 associazioni presenti nel comune. Un esempio di grande volontariato e di massima condivisione e sinergia creatasi proprio anche grazie alla manifestazione Pozzolanda, che da oltre 15 anni unisce le associazioni del territorio e per l'appunto durante l'anno diamo supporto materiale e fisico in alcune delle seguenti manifestazioni. Posso dirle? Sì, Mi certo, sopporti, mi certo. sopportate? Anzi, Guarda, siamo qua allora, per come questo. dicevo, collaboriamo sia in maniera fisica che in maniera anche materiale. Diciamo che possiamo cominciare dalla festa degli alberi, con la piantumazione degli alberi per ogni nato dell'anno, la festa dello sport delle scuole, Pozzolandia, le corse podistiche a livello agonistico a cura dello New Team, esempio a Passo per Castelliere, una manifestazione molto bella, staffetta in notturna durante la sagra dello Struzzo, poi in collaborazione con gli amatori calcio durante il torneo di calcio, festa degli anziani, anche qui tra le varie frazioni del capoluogo, torneo calcio a cura degli amatori, anche lì diamo un'assistenza, una collaborazione. L'ultima settimana di luglio, e questo è il nostro punto focale, abbiamo l'ultima di luglio, scusa, e la prima di agosto la sagra dello Struzzo. Insomma dello Struzzo. Poi abbiamo la collaborazione con comuni e associazioni varie nella programmazione di incontri pubblici, spettacoli teatrali, culturali e musicali. Abbiamo il centro estivo con il centro ragazzi, con i ragazzi, voi ragazzi del centro ragazzino giovanile Progetto Giovani. Festa degli Aquiloni a San Mardenchia con l'Aresc. Corso del Chiarucci a Terenzano a cura della nostra sezione Proloco di Terenzano. A giugno collaboriamo col comune per l'evento Pozzuolo Riforisce e Notte Bianca. Abbiamo poi fino agosto in paese a Terenzano con la sezione Proloco di Terenzano. Per Natale addobbi in piazza e vie con un concorso pini presepiali, una cosa speciale e unica che da alcuni anni viene fatta, e si conclude il tutto alla vigilia Natale con la premiazione e scambio degli auguri con la popolazione durante il concerto della Società Filarmonica, anche questo è quindi importante. L'accensione in piazza del Pino a Pozzuolo con l'arrivo dell'elfo postino. Cristina, tu ne sai qualcosa perché Sì. è l'elfo postino che raccoglie le letterine di Babbo Natale. Abbiamo qualcuno, non possiamo fare gli esempi, ma sono qua vicino. Esatto, ce l'abbiamo Poi in abbiamo regia. bellissimo. Poi mercatino in palazzine che qua associazioni diciamo che propongono materiale di regalo in occasione delle feste natalizie. Cinema a scuola, nel periodo festività natalizia e scolastica, con i ragazzi, sempre voi ormai presenti dappertutto del CAC, genitori, insegnanti presso le scuole elementari, questo viene fatto. Poi falò epifanico, anche questo grande, sfilata del carnevale Giuliano Terenzano Pozzolo, dove voi siete i primari e noi diamo un piccolo sostegno, aiuto. Concorso Lego, il primo fatto l'anno scorso che ha avuto un grandissimo successo. Poi ottobre e novembre varie iniziative con Centenario della Grande Guerra, in supporto al gruppo di ricerche storiche Aghe di Poc. Abbiamo poi la collaborazione con i fedelissimi Giuliano per la sagra paesana e Castagnata e varie attività a Carpeneto a cura della sezione Proloco nostra di Carpeneto, festa San Martino a Terenzano. E qua mi fermo dai, perché sennò qua veramente dovete fare 10 ore solo per me. Ok, direi che la lista è lunghissima.
Però invece se dovessi descrivere la tua associazione in solo 3 parole basta. Qua l'ho scritta perché mi sono piacere. Le 3 parole quali sono? Sono sinergia, passione e amore, 1. Ah! Amicizia e divertimento, 2. Volontariato puro fatto con il cuore. Quindi 3 ci sono. Ok, ok, Chiaro, vabbè. L'abboniamo. Mentre un gesto? Un gesto, allora guarda, io faccio il cuore del noi che ci mettiamo il cuore, come avevo scritto prima. Ecco, questo è un gesto fatto proprio sul logo per qua della Proloco, vedi? Ecco. Ok, perfetto. La pose invece? La posa, la forza della Proloco, è la forza umana, materiale, fisica della Proloco. E infine c'è anche magari una canzone che accompagna la vostra associazione? Io direi di mettere una canzone che accompagna tutta l'associazione, perché casualmente sono 15 anni che facciamo Pozzolandia e 15 anni che mettiamo quella canzone alla fine. Gente di Laura Pausini. È una canzone che racchiude, mi fa venire, vedete, ci vede in diretta? Brividi, sì. Perché usa delle parole particolari proprio la gente comune che ama davvero le canzoni, parole proprio semplicissime, ma date col cuore e dimostra quello che siamo, insomma. Ecco. Ok, perfetto, grazie Ivan. E un punto di forza invece della vostra associazione qual è? L'ho detto poco fa, lo ribadisco, sono gli oltre 150 volontari che mettono passione e il cuore nelle nostre molteplici attività, dando la loro disponibilità e il loro tempo prezioso per gli altri. Questa è la nostra forza, diciamo, avere questa disponibilità umana di persone che col cuore sono disponibili in tutto e per tutto. E questo è bellissimo. In sagra lo vediamo, ma Sì. in tutte quelle manifestazioni che ho elencato ci sono sempre. Ecco, vero, quindi questo sì. Una cosa che accomuna, diciamo, tutto quanto. Accumula tutto quanto. Proloco Pozzuolo, ti ripeto, tutto l'insieme di Pozzuolo. Attenzione, quelle persone del Proloco fanno parte anche da altre associazioni, certo. quindi sono dappertutto, sono Una diramate per tutto. sinergia, Ecco, una sinergia, praticamente. brava, ecco. Ok. E invece quest'anno come vi siete mossi? Bene, anzi, male. Quest'anno purtroppo la pandemia ha creato tutto un mondo di gravissimi problemi e ferite che rimarranno a lungo, diciamo, aperte nel tempo. La mancanza del contatto, della condivisione, l'incontro della comunicazione ci ha reso deboli e svogliati, arrugginendo quegli ingranaggi dei quali dovranno essere più presto ben lubrificati. Ecco, questo è una frase che ho rubata al nostro presidente Rossano, che mi è piaciuta molto perché in un incontro noi del direttivo ha usato questi termini e mi ha fatto molto piacere, perché in effetti la nostra è una macchina era una macchina molto ben lubrificata, però se non stiamo attenti stiamo poco ad ingrippare, una parola un po' anomala, però ingrippare vuol dire bloccare e quindi avere difficoltà. Quindi nel frattempo di limitate libertà abbiamo approfittato per sistemare numerose strutture e materiale a nostra disposizione, appunto per che non si arrugginiscono, così appena si riapre, si riparte, saranno belle, potenti, funzionali, insomma. Già tutto pronto, Tutto funzionale, per sì. la ripartenza. Quindi, certo, bravo. Ok, perfetto. Allora adesso invece è arrivato, dopo queste domande, il momento delle buste e quindi mando la sigla. Vai. Ok, allora come vedi di fronte a te abbiamo messo 3 buste, anche numerate, 1, 2, 3, e dovrai sceglierne una perché dentro ogni busta si nasconde appunto un gioco da fare insieme. Scegli tu. La quarta? No. No, scusa. Dai, allora azzurro come il cielo di Pozzolandia, azzurro. Dai, Ok, mi piace, benissimo, allora la prendo al volo. Yahoo! Ok, quindi abbiamo la busta numero 2 che nasconde dentro di sé il gioco. Vai. 60 secondi. Yahoo! Vai. Quindi Ivan avrai 60 secondi per rispondere alle domande che ti farò. Io stavo preoccupando di fare flessioni. No, solo domande, puoi stare seduto lì. Tranquilla, sono pronta. I 60 secondi iniziano da adesso. La maglietta della 15ª edizione di che colore era? Azzurra. Di solito a che ora inizia la parata di Pozzolandia? Alle 10. Quanti premi ci sono di solito nella lotteria di Pozzolandia? Meno di 30 o più di 30? Più di 30. Il primo premio della lotteria dell'ultima edizione di Pozzolandia era una televisione a 49 pollici? Ti confermo. Di solito qual è la merenda per i bambini? Quella offerta dal Conad in questi ultimi tempi con brioche e succo di frutta. Di solito dopo la presentazione iniziale di Pozzolandia ci sono i balli di gruppo?
Certamente sì, iniziati dalle scuole dell'infanzia in Terenzano. Quanti volontari ci sono di solito a Pozzolandia? Più di 200 o meno di 200? Più di 200 e siamo sull'ordine dei 500. Sono tutte! Oh. Come si conclude Pozzolandia? L'ho detto prima, lo ribadisco, gente, un bel ballo col lancio dei palloncini in cielo. Di solito cosa c'è nel pranzo al sacco di noi volontari? Pranzo a sacco, che lo so, non ho mai mangiato. Scusa, ma mela, panini, bibite, acqua, vino, cognac. Ah no, quello no. No, quello Ho no. andato oltre. A che ora finisce Pozzolandia? Pozzolandia alle 19 in punto chiude. Ah, Oh, finito il tempo. Aspetta, Beh, dai, bene, è andato quasi bene. veloce? Perfetto. Sì, sei andato veloce. Bene. Bravissimo, ma le sorprese non sono finite perché abbiamo un ultimo giochino da farti fare prima delle ultime domande. Poi mi piace questo. Ok, perfetto. Allora adesso io Eccoci. qua ho tutta la nostra pila di maglie di Pozzolandia. Devo lavarle? No, Ah, non no. devi lavare, Vado devi bene. solo indovinare di che anno sono. Ok, vado via e torno dopo. va bene. Allora, partiamo semplicissimo, Ivan, perché Beh, questa è sai che l'ultima, sono però, buona. l'azzurro è stato fatto anche molti anni prima, non molti anni prima, non so, questo è Oh, un ma si vede. 2015, ciao, 2020, oddio, bella cosa, ciao. L'ultima. L'ultima, quella del 2019 che... 2019. Perché 2020? Ho detto, perché dovevamo rimetterla su, ciao. Dovevamo, Devi sì, metterla no, su. 2019, azzeccata, bravissimo Guarda, quasi Ivan. bene, vai. Poi abbiamo questo arancione. Ah, che bello, l'arancione sono già passati, non era l'anno precedente, 2 anni prima, se è 2019, 2017 o 2016? Ok, un po' prima, l'anno prima? 2015? Vedi che 2015. Lo sapevo, ho fatto vedere se sei pronta tu. Ok, benissimo. Questa invece, E quella invece, allora, la abbastanza verde... recente, ti dico. Sì, questa è quella precedente all'azzurra e quindi del 2018, è stato quel motivo di discussione nelle grandi riunioni bellissime che ho indossata, erano al taglia S e io... Esatto. Oh, quelle 2018. pompieri, questa è bellissima. Anche, questa Poi ne è l'anno abbiamo precedente una ancora, quindi dovrebbe essere un 2016 o 2014. Eh no, se ci eravamo fermati nel 2018, l'anno 17? prima, Perché 2017. questo è piaciuto moltissimo alle donne, perché finalmente in colore diverso. Ivan le sa tutte. Quella bianca e quelle di 10 anni di 2014. 10 Cioè, anni non l'ho neanche tirata con fuori. il logo a colori. 10 anni, Con il logo a colori. 2014. Ecco, bellissimo, è vero, Esattamente. Sì, ma è troppo facile. E poi ci sono, e le ho tutte, guarda a casa. È bello, No, è questo bello che lo invece è utilizza difficile continuamente. perché abbiamo due gialle. Due gialli, uno è giallo senape, quello vecchio, e questo giallo vivo, ed era con una bella, le prime magliette che erano una stoffa particolare, ed era un 2014 o 2013? No, un po' più in alto, un po' più recente. 2017, No, 17? no, l'avevamo già detta prima, poco prima. 2016? L'ho 2016. detto, 2014-2016. Ah, ok, allora la tagliamo. Infatti dicevo, perbacco, vuoi vedere che mi frega? Avevo Perché capito erano le 15. magliette quella volta che avevamo speso un soldo in più. No, scherzo. Ok, quindi passiamo a Questa questa era, qua. bravissima, quella precedente all'azzurra nostra, che poi è l'ultima, quella del 2019, quella azzurra, questa qua era stata fatta dai, siamo 2013, 2012, 2013? Ok, un po' prima. Ecco, addirittura, pensa tu. Mannaggia. Sì, Dai, sì. siamo, no, 2011? 2011, esatto. Giuro che quando vado a casa, ma anche le indosso ogni giorno, mi guardo la data. Ce ne ho una che è quella bella dove non c'era niente, ecco c'era quel logo dietro di te, con solo scritto la data sotto, 2005, 6, 7, proprio la prima, proprio una delle prime. Sì, forse quella verde lì. Forse. Vediamo. Vediamo se vale, ma era bellissima quella lì. 2005, 2006? 2007. Eccola No, qua. ce n'era un'altra. Ah, un'altra Ce ancora n'è prima? ancora, può essere, guarda, andrò a cercarla, perché mi ricordo che non c'era né marchio né niente, c'era solamente il numero sotto la data. Vecchissimo. Ivan, solo tu puoi avere una maglia più vecchia di quelle che abbiamo noi. Ok, perfetto. Direi che la prova è stata superata, punti ne hai guadagnati parecchi. Vada bene.
Sì, è andata bene, quindi adesso mettiamo via un attimo le maglie Vai. e torniamo per le ultime domande. Pronti? Ok, adesso che abbiamo un po' parlato, no, di Pozzolandia, magari hai visto anche le magliette, ti sarà venuto in mente magari un ricordo in particolare di Pozzolandia, un momento più bello, qualcosa che veramente ti rimane nel cuore, ti è rimasto nel cuore. Questa è una domanda tosta, nel senso che tutto mi rimane nel cuore. Pozzolandia sono tutte bellissime, Pozzolandia sono tutte uniche, diverse una dall'altra, proprio completamente. Però la cosa che mi rimane nel cuore, a me e penso a tutti quanti, è il gran finale, come l'ho detto prima. Il gran finale è un momento intenso dove siamo tutti lì in cerchio, vicini, stanchi certamente perché anche provati da un'intensa giornata dalla mattina alle 7, anzi qualcuno anche alle 5 e mezza, dalle 7 lì preparare, e quindi siamo tutti anche addirittura noi e i volontari sono carichi, nel senso che hanno adrenalina perché ho paura che vada a storto qualcosa, quindi in quel momento lì tu sai che è il gran finale, quindi ti liberi, ti sciogli, È sì. vero. E quindi ci si mette tutti insieme in cerchio, è una cosa favolosa, ci si tiene mano per mano, e inizia sempre quella famosa canzone che prima ho detto Certo. gente, e lì si comincia a muoversi e pian pianino, a volte ci facciamo aiutare dal paracadute, il grande cerchio colorato dove i bambini vanno matti, ci si gioca col paracadute perché in effetti è una cosa particolarissima il paracadute, specialmente i bambini, ma anche per gli Sì. adulti, perché farlo roteare, farlo voleggiare, farlo muovere crea un qualcosa di unico per i bambini e anche, ripeto, gli adulti. E quindi quando poi ci sono i palloncini e che li portiamo lì, palloncini tutti caricati, pompati bene con l'elio, e quando li lasciamo andare in volo, è una cosa che sfido chiunque a non avere qualche brivido, qualche lacrimuccia magari in quel momento lì, perché veramente ti fa, riesci a donare un'energia, una carica, con qualcosa al cuore unico che ti fa capire che Pozzolandia è unica. E quindi siamo una grande associazione, un grande gruppo di attività, di associazionismo, e in quel momento lì veramente dici si libera nel cielo, tutto questo cielo di arcobaleno, di palloncini colorati, e tu sei lì a abbracciarti. Tutta l'energia di Poi ci Pozzolandia, sfoghiamo magari diciamo. con i balli finali, però quello è proprio la parte, vuol dire, c'è ancora un po' di adrenalina, la scarico lì così col ballo finale, però quello lì è unico. Quindi quello lì mi rimane nel cuore, forse è no fiore all'occhiello, è la ciliegina, brava, sulla torta dove proprio ci vuole per completare il tutto, secondo me. Ok, perfetto, grazie. E quindi quest'anno invece che sappiamo che è una Pozzolandia particolare, una Pozzolandia online, una Pozzolandia che si porterà avanti anche per diversi mesi, che cosa fate? Che domanda che mi hai fatto? No, scherzo, dai. Possiamo anche tagliarla, Albi. No, va bene farla a me. Ok, Sì, sì. Cosa faremo? Sarò proprio veloce. Faremo tutto quello possibile o tutto quello che sarà necessario per dare un contributo, una mano. Ma a volte magari anche se online, magari anche il semplice fatto di portare magari delle bottiglie di acqua magari a chi ha necessità, certo. o magari predisporre, o magari cioè, noi ci siamo. La provoco c'è. Ok, perfetto. Per dare una mano ci siete Per dare una mano sempre. ci siamo sempre stati e sempre ci saremo, insomma, ecco, quindi ci siamo. Ok, perfetto. E quindi abbiamo capito, diciamo, anche perché secondo te è importante Pozzolandia, perché ci partecipi, tutte le emozioni che ti danno, no? Certo. Che ti dà Pozzolandia, che ti ha dato Pozzolandia negli anni passati. Quindi secondo te invece perché il pubblico, i nostri ascoltatori, insomma, dovrebbero partecipare a Pozzolandia? Perché Pozzolandia è Pozzolandia. È unica, inimitabile, fatta di volontari puri ed unici, ecco, con associazioni vere ed uniche, ma soprattutto fatta di persone di vero cuore con tanto amore, ecco, un gioco di parole, ma proprio quell'amore e gioia che molti adulti e bambini in questi periodi stanno perdendo, si stanno affievolendo, diciamo, no? E quindi se partecipa a Pozzolandia anche in forma, diciamo, online, sperando che magari poi vada a buon fine a settembre, quando abbiamo in previsione della vera Pozzolandia, speriamo che il buon Dio ci dia una mano, sicuramente tutti questi momenti negativi, questo buio, questa negatività ritroveranno la gioia partecipando, quindi dovete partecipare e basta. Non c'è altra frase, se non venite
cavoli vostri, non sapete cosa vi perdete. Esatto, Il non famoso sanno cosa Pozzolandia, non sanno cosa si perdono. Benissimo, allora grazie mille Ivan No, per questa grazie a voi. intervista. Grazie. Bene, ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao 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 ciao.